Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di Total War Shogun 2 Il tramonto dei samurai. È arrivato finalmente il nostro nuovo Shogun, come potete vedere ci ritroviamo all'interno del menu principale. Iniziamo immediatamente la campagna, voglio effettuare un bel gameplay su una campagna. Iniziamo la nostra nuova campagna per quanto riguarda il tramonto dei samurai. Perfetto, ecco la nostra nuova mappa conquista. Bene, possiamo scegliere diverse fazioni per quanto riguarda lo shogunato e per quanto riguarda l'imperiale. Allora, vediamo un po'. Nello shogunato troviamo il primo clan chiamato Josai, i guerrieri nascosti. Allora, leggiamo immediatamente le loro abilità consistenti. Allora, hanno l'abilità addestramento che danno più 2% alla velocità di movimento di tutte le unità, buono. Guerriglia, più 6 al possibile numero di unità Jugegatidai, guardate un po' queste nuove unità. Risorse, gli eserciti possono rinfoltirsi nel territorio nemico, utile abilità, tranne che durante l'inverno. Bene, sovversione, 10% alle vittime di azioni di sabotaggio e provocazioni. Wow, anno di partenza 1864 con una provincia, ecco qui nel Giappone del sud-est. Invece, vediamo un po', il clan Aizu, difesa, meno 10% al costo di costruzione dei castelli, disciplina, meno 10% al costo delle azioni dello Shingengumi, un nuovo agente disponibile all'interno di questa nuova campagna. Tradizione, più 1 all'esperienza delle unità tradizionali. Bushido, meno 10% al costo di reclutamento delle unità tradizionali. Questi si basano, ragazzi, molto ehm, sulle tradizioni. Infatti sfida iniziale è difficile, guardate un po'. Per quanto riguarda i Nagaoka, impresa, 10% agli introiti dalle catene di edifici di affari. Intrattenimento, 5% alle probabilità di successo delle azioni della Geisha. Abbiamo il nostro nuovo agente che sedurrà i nostri soldatini, ragazzi, una sorta di ninja, credo. Allora, lo osserveremo bene in battaglia. Vediamo un po', invece Solerzia, 15% alla velocità di ricarica delle unità dei fucilieri. Questa può essere un'ottima cosa visto che ci ritroviamo nell'800, ragazzi. Commercio estero, meno 15% al costo del reclutamento delle unità moderne. Invece, per quanto riguarda l'imperiale, ragazzi, sembrano tanti ammiragli della flotta giapponese. Guardate un po', i Satsuma, am- amministrazione, 5% alla riduzione dei costi di amministrazione, occidentalizzazione, meno 10% dei costi delle azioni dei veterani stranieri e dominio, inizia con 2 province, sono avvantaggiati per quanto riguarda il territorio. Invece il comando, 15% di aumento del raggio di influenza del generale. Wow! Invece i Tosa, guardate un po' che forte questo sembra, ragazzi, un pagliaccio, no, con questi capelloni, questa parruccona rossa, guardatelo che forte questo ammiraglio. Tatto, 10 alle relazioni diplomatiche, questa alla parlantina, ragazzi. Raffica, 2 più 2 al raggio di bombardamento navale. Wow, uomo di mare, eccolo qui, abbiamo il nostro pirata, più 2 all'esperienza per tutti gli equipaggi. E rispetto, più 1 alla riduzione di resistenza e l'occupazione di tutte le province. Wow, questa può essere un'idea abbastanza idonea. Ci possiamo scegliere anche il nostro filibustiere qui. E controlliamo adesso l'ultimo clan, i Choshu. Questo ha l'uniforme proprio da vero e proprio ammiraglio della flotta giapponese. Zelo, meno 10% al costo delle azioni dello Ishinshi. Wow. Saccheggio, più 25% agli introiti derivanti dai saccheggi. E poi abbiamo impeto, 3 più 3 al bonus di carica per tutte le unità e adattamento, meno 10% ai costi delle unità e degli edifici militari moderni. Allora, quanto ho letto, quello che mi è piaciuto di più, ovvero il generale, chiamiamolo come vogliamo, il daimyo più potente, è il Nagaoka. Guardate un po', anche per la velocità di ricarica, per l'intrattenimento della Geisha e anche per l'agevolezza economica che abbiamo. Quindi iniziamo una bella campagna breve. Allora, le condizioni di vittoria sono di catturare 14 province, inoltre almeno 35 province devono essere fedeli allo shogun, incluse le seguenti: Musashi e Yamashiro. Completa entro la fine del turno, fine dicembre 1870. Wow, questa è la campagna breve, ragazzi. Abbiamo la solita campagna lunga e il dominio del mondo, ma per adesso scegliamo la campagna breve. Una difficoltà del gioco mettiamola sul normale e modalità realismo battaglia una nuova opzione. Praticamente se questa opzione è selezionata avremo uno svantaggio, non ci sarà il radar, le informazioni di standard dei top league nemici saranno ridotte e la visuale sarà limitata alle unità all'interno del campo visivo. Per adesso utilizziamo l'aspetto standard. Iniziamo la nostra partita, anzi no, ulteriori opzioni. Vediamo un po', ci sono aiuti del gioco, molti, mettiamone molti per vedere che cosa offre questo nuovo game. Iniziamo la partita, ragazzi.
Eccoci ragazzi. Dopo il periodo Sengoku Jidai, la pace regnò per 200 anni. A Kyoto, l'imperatore conservò il suo titolo di capo di Stato per volontà divina. Ma il vero potere era detenuto dallo shogunato Tokugawa. Per 2 secoli regnarono col pugno di ferro. Il Giappone prosperò e il popolo ne era felice. Nel 1854, in seguito all'arrivo delle navi da guerra americane, tutto cambiò. Lo shogun si piegò agli occidentali e firmò il trattato di pace e amicizia. Le porte del Giappone si erano spalancate. Cominciarono gli scambi commerciali, ma gli accordi finivano spesso con il giovare solo alle potenze occidentali. L'economia andò in crisi e il popolo ne soffriva. La sua rabbia si tramutò presto in cieco furore. Nel 1863 l'imperatore spodestò lo shogun. Con un decreto imperiale venne decisa l'espulsione di tutti i rappresentanti delle potenze occidentali. 10 anni di diplomazia gettati al vento. Li hanno ammazzati ragazzi? Sì, sì. Le potenze occidentali, dal loro canto, risposero. L'imperatore causò la distruzione del suo popolo. Gli imperialisti pagavano per i loro errori. L'ordine doveva essere ristabilito. Per rafforzare la nostra posizione, l'imperatore si alleò con la Francia. Studieremo le loro strategie e scopriremo i loro segreti. Solo allora potremo distruggere quei folli che difendono l'imperatore e restituire l'onore al Giappone. Lo shogun deve uscirne vittorioso. Ed è qui che entriamo in gioco noi ragazzi. Eccoci, Nagaoka, dominio di Nagaoka. La famiglia Makino un tempo era al servizio dei Tokugawa, quando essi governavano la provincia di Mikikawa. Ora, come padroni del nostro shogunato, Tokugawa è più grande che mai. Siamo venuti a conoscenza del movimento per la loro deposizione e faremo tutto ciò che è in nostro potere per impedire un tale disastro. La nostra priorità è quella di neutralizzare la minaccia di attacchi imperialisti da ovest. Perfetto, da ovest. Andando a ovest, sottomettendo i domini nemici, non solo proteggeremo gli interessi dello shogun, ma avvicineremo anche le truppe a Kyoto. L'antica città non deve cadere nelle mani dell'impero. Ok. Così come non deve cadere la sede dello shogun a Edo. Quando arriverà la guerra, noi, il popolo di Nagaoka, saremo pronti, difenderemo gli interessi del Giappone e a dispetto delle avversità. Viva lo shogun! E vai, ecco qui, possiamo chiudere il nostro pannello. Missione assegnata ragazzi, ho dimenticato di mettere la voce. Allora, opzioni, no, audio, eccola qui la voce, me l'ho dimenticato, perfetto. Così la nostra ragazzona parlerà. Allora, la nostra missione. Questa scheda raccoglie tutti i rapporti, i sommari. Qui si trovano i dettagli sulle condizioni di vittoria e sulle missioni. Ogni clan deve raggiungere una serie di obiettivi territoriali predefiniti per poter vincere, indicati nella parte superiore di questa scheda.
clicca su una missione per scoprire quanto manca al completamento o consultane di nuovo i dettagli. Perfetto. Allora ragazzi, questo è il nostro territorio, inizieremo da qui la nostra campagna, disponiamo di questa bella regione. Intanto mi sembra che la voce ancora è un po' bassa, mettiamola al massimo. Perfetto, abbiamo fatto una piccola prova. Allora, riprendiamo la nostra partita. Qual è la nostra missione principale? Gestione clan. Ecco il nostro clan, ecco il nostro daimyo, ragazzi, guardate che forte. Allora, diamo un'occhiata completa prima del 1870. Dobbiamo raggiungere e mantenere, dobbiamo catturare 14 province e inoltre almeno 35 province devono essere fedeli allo shogun. Allora, abbiamo 42 province leali su 35, province dell'elenco di vittorie ottenute 2 su 2, totale province richieste per la vittoria, una di 14 ovviamente. La missione in corso che abbiamo per sbaglio tolto aumenta il livello di sviluppo del tuo clan, nessun limite di tempo. Sebbene mi rincresca vedere la nostra cultura indebolita dai metodi barbari degli occidentali, ci sono molti vantaggi nell'adottare le loro tecnologie. Certo, per condurre una ricerca avanzata dobbiamo prima aumentare la nostra capacità di sviluppo costruendo delle infrastrutture civiche e industriali. Ricompensa a gesta ispirata. Il tuo impegno verso il benessere del clan riempie il popolo di orgoglio e lo spinge a fare ancora di più nella vita di tutti i giorni. 50% alla ricchezza generata dagli edifici di tutte le province per 12 turni. Diamo un attimo un'occhiata ragazzi, abbiamo dato una bella introduzione alla nostra campagna. Fedeltà pro shogun, tesoro 9000 monete, chiamiamoli yang, 9000 yang, roccaforte e Chigo, una provincia, prosperità moderata, abbiamo degli alleati, gli Aizu e come nemici Matsushiro, partner commerciali ovviamente gli Aizu. Ok ragazzi, diamo un'occhiata un po' così al nostro esercito. Allora, Un eccolo. esercito comandato da un generale e posizionato all'interno della portata di fuoco di una flotta può avere fuoco di copertura navale durante una battaglia di terra. In questi casi l'esercito potrà richiedere supporto navale premendo il pulsante fuoco di copertura navale nell'interfaccia utente battaglia. Wow, avete sentito ragazzi? Adesso le nostre navi dalla costa possono coprire i nostri uomini a terra. Guardate un po' questa nuova funzionalità del game. Le navi possono interagire. Quindi diamo un'occhiata alla nostra flotta. Guardate, abbiamo la pianta in sezione longitudinale della nostra nave. Eccola qui, potete notarla in prospettiva. Eccola qui, possiamo notare che abbiamo diversi cannoni, abbiamo uno scafo abbastanza solido, vediamo un po', sì, 800, molto bene, cannoni operativi, ne abbiamo 14, costo di mantenimento 200, possiamo vedere che la nostra nave è denominata corvetta in legno, classe Kaiten, e abbiamo anche una cannoniera ragazzi, classe Kiyodogata, piccola, veloce e manovrabile. La Kiyodogata è conveniente ed efficiente. Invece la nostra corvetta in legno rispetto ad altre navi delle stesse dimensioni, la velocità e la manovrabilità la rendono ideale per le battaglie in porto e costiere. Ok, per quanto riguarda il nostro esercito ragazzi facciamo questa bella descrizione. Abbiamo il nostro figlio ed erede Makino Tadukuni e i lancieri di leva, una sorta di Ashikaru Koyari ragazzi. E invece nel nostro esercito un pochino Ogni più... generale ha una Eccolo. valutazione di fedeltà che viene utilizzata per determinare la probabilità che egli possa essere corrotto, lasci il clan o passi ad un altro. La fedeltà è influenzata da fattori come l'onore del daimyo, gloriose vittorie in battaglia, il matrimonio all'interno del clan. Ops, scusate ragazzi, ho cliccato per sbaglio. Comunque avete ben notato la nostra... I nostri eserciti, almeno le truppe che lo compongono. Abbiamo dei altri lancieri di leva, una sorta di Ashikaru Koyari, dei kaki con moschette a miccia, dei fucilieri che possiedono moschetti in grado di sparare raffiche che infliggono seri danni, la fanteria di linea che è il nocciolo duro di un esercito, la colonna portante, causando la maggior parte delle vittime tra le fila dei nemici. I kaki Koyari, guerrieri armati discreti nel corpo a corpo ma utili contro la cavalleria. E il nostro Kawai, il generale secondario di 37 anni. Bene ragazzi, abbiamo dato una bella introduzione a questo nuovo game, vediamo di portare avanti questa nostra campagna nei gameplay successivi. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando votate e commentate e iscrivetevi se volete vedere un po' come continuerà questa campagna. Ciao a tutti!